Sindaci in trincea contro lo Stato che stritola gli enti locali, ma se sulla strategia complessiva i municipi condividono l'obiettivo di fondo, sulla tattica con cui combattere questa guerra i primi cittadini si dividono. Ufficialmente a dettare la linea dovrebbe essere l'ANCI, che con il presidente nazionale Piero Fassino chiede al governo di provvedere con urgenza all'erogazione delle spettanze relative al fondo di solidarietà comunale e al recupero degli introiti derivanti dalla revisione dell'IMU. Condividiamo in pieno la richiesta, abbiamo bisogno dei fondi perché i nostri comuni devono chiudere i bilanci, sono in difficoltà. I comuni medio-piccoli temono però che questa impostazione sia mirata a favorire le grandi città, ma anche nel fronte critico con l'associazione si registra una netta spaccatura. Da una parte c'è il gruppo dialogante che si sforza di essere costruttivo e più che inscenare proteste lancia proposte come quella di rinunciare ai trasferimenti statali in cambio della potestà locale. Le tasse comunali rimangono nei comuni e quelle sarà il sindaco con la giunta, con l'amministrazione a gestirle. Tra 5 anni, se le abbiamo gestite bene, ci riconfermate, altrimenti non ci rinnovate il voto. Le proposte sono varie, se ne sono susseguite varie insomma in questi anni. Basta mettersi davvero con la volontà di arrivare a una soluzione una volta per tutte, poi ripeto le soluzioni si trovano. Dall'altra parte c'è invece la fronda oltranzista che ritiene esaurito il tempo della pace, capace, dice, solo di inasprire la pressione fiscale e di esasperare la tensione burocratica. Sono sempre dell'avviso che bisogna far causa allo Stato, quindi lo Stato è per definizione, l'ha dimostrato nei fatti, incapace, oppure è capace però sta veramente mungendo le vacche del Veneto fino all'inverosimile. Ci vogliono forme di protesta molto forti, dovremmo essere coesi, forti, uniti e mettersi di traverso perché stiamo andando al collasso economico.